Amici, buongiorno. Oggi comincia una rubrica in collaborazione con l'Associazione Promozione Italia e con naturalmente Made in Polesine, ed è la rassegna stampa. Sarà un servizio che faremo giornaliero e in via sperimentale. Vedete all'interno di questa nostra schermata anche degli spazi liberi dove potremo inserire delle pubblicità. E quindi cominciamo con la visione di alcuni giornali nazionali e naturalmente di riferimento del nostro territorio Basso Polesine, cominciando con il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera del 3 gennaio 2021. Cominciamo appunto il Corriere della Sera, la fa da padrone naturalmente l'emergenza Covid. C'è in una pagina del Corriere appunto di oggi il confronto tra il 4 novembre e il periodo natalizio. Riscontriamo alcuni dati che i positivi il 4 novembre, quando tutte le regioni erano gialle, escludendo Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta e Calabria, c'erano 443.000 positivi con 337 morti. Il 20 dicembre tutte le regioni in giallo, escludendo l'Abruzzo, 352 morti in giornata, 622.000 positivi. Nel periodo natalizio, il 24 dicembre, tutte le regioni rosse, ci sono stati, ciò nonostante, 593.632 positivi, 505 morti in giornata, e il 28 dicembre, con tutte le regioni in arancione, 575.000 positivi con 445 purtroppo morti. Dal 7 gennaio cosa ci si prospetta? La maggior parte delle regioni in giallo, c'è qualche dubbio per Lombardia, che sarà arancione gialla, e Puglia e Basilicata appunto arancione gialla, e purtroppo si prospetta sia per il Veneto che per la Liguria che per la Calabria arancione rossa. Naturalmente, facendo un punto, in queste regioni potrebbe essere adottate misure più restrittive, non è ancora certo questo. E sono 21 i parametri che vengono presi in considerazione, tra i quali il monitoraggio RT, l'incidenza dei contagi, l'occupazione dei posti letti in ospedali e nelle terapie intensive. Cosa ci si prospetta dal 7 gennaio, dopo questi 3 giorni di zona rossa? L'intesa siglata sul 7 gennaio, il governo e le regioni il 23 dicembre scorso hanno siglato un accordo per la riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio. Ritorno graduale e le percentuali. Il governo ha previsto il rientro in classe, appunto nelle scuole, del 50% dei 2,5 milioni di ragazzi delle superiori. Dal 15 o dal 18 gennaio si punta ad arrivare al 75%. Mezzi pubblici e i piani dei prefetti. I piani di organizzazione dei trasporti pubblici locali sono stati affidati ai prefetti, che devono garantire il servizio con la capienza al 50%. Poi c'è tutto il settore turismo, con una beffa straordinaria, perché la stagione, il ministro Speranza rinvia la riapertura delle piste, ed è quest'anno in particolare l'anno della neve, ma appunto lo sci aspetta il 18. La stagione dello sci è ancora in bilico. La riapertura delle piste è stata rinviata al 18 gennaio dal ministro della salute Roberto Speranza, che ieri ha firmato una nuova ordinanza. Mai come quest'anno la neve ha invaso le località sciistiche. 2 metri dalle Dolomiti, ma tra i gestori delle funivie c'è ottimismo, e questo ce l'auguriamo veramente tutti. Poi, altra pagina critica e dolente, somministrata, sempre qua sul Corriere della Sera del 3 gennaio 2021, somministrata una dose su 10, l'Italia è lenta sulle vaccinazioni. C'è una parola che viene ripetuta molto spesso dai media, ed è immunità di gregge. Cos'è l'immunità di gregge? Ne approfittiamo di questa definizione, appunto ricavata da un servizio del Corriere della Sera di 3 gennaio 2021. Viene definita come la capacità di un gruppo di resistere all'attacco di un'infezione, verso la quale una grande proporzione dei membri del gruppo è immune. Si tratta di una forma di protezione indiretta che si verifica quando la vaccinazione, oppure quando la malattia è stata superata con anticorpi propri senza vaccinazione, di una parte significativa di una popolazione o di un allevamento. Finisce con il fornire una tutela anche agli individui che non hanno sviluppato direttamente l'immunità, e questo ce l'auguriamo tutti.
altro servizio, dice che l'immunità di gregge si raggiunge solo quando il 70% della popolazione avrà ricevuto 2 dosi di vaccino, un obiettivo purtroppo lontano. Bufera comunque in ogni caso anche in Germania, che anche loro hanno delle difficoltà per superare l'emergenza Covid, ma soprattutto anche il pianificare le varie vaccinazioni. Addirittura c'è stata una lotteria tra gli anziani per decidere la priorità, una vera e propria lotteria per decidere chi vaccinare tra gli anziani. La denuncia arriva dalla Germania, dove in molte case di riposo, per ovviare alla carenza di dosi, si è deciso di estrarre a sorte i nomi di chi sarà vaccinato per primo. Questo ci ricorda molto i film di Fantozzi. Poi Crisanti, professor Andrea Crisanti, 66 anni, che era stato un pochino critico e aveva detto che forse non si sarebbe vaccinato. Fatto sta che si sottopone alla vaccinazione contro il coronavirus e dopo 3 settimane anche lui riceverà la seconda dose. Nessun pentimento, è una svolta nella battaglia, ed è giusto sottolineare che i messaggi che danno queste persone che sono esposte mediaticamente sono non solo importanti, ma sono di grande significato per poter arrivare veramente a quel famoso 70% vaccinato e per raggiungere finalmente l'immunità di gregge. Altro articolo secondo me interessante, in questo periodo di pandemia, di persone chiuse, di zone rosse in tutto il mondo, eccetera, eccetera, c'è una serie di persone che sono diventate sempre più ricche ed è un anno da record. C'è in una pagina appunto del Corriere della Sera la fotografia di Jeff Bezos, che è il CEO di Amazon, e Elon Musk, che è l'ex CEO di Tesla, ma che comunque ha visto esponenzialmente aumentare la sua ricchezza, che in 12 mesi hanno guadagnato 217 miliardi di dollari in 2. Poi c'è, sempre seguendo la classifica dei paperon dei paperoni, Bill Gates, 65 anni, fondatore della Microsoft, ha raggiunto 18,2 miliardi ai 113 che aveva prima. Il primo europeo è Bernard Arnault, 71 anni, che da marzo a dicembre ha raddoppiato il suo patrimonio fino a 115 miliardi di dollari. Mark Zuckerberg, 36 anni, è l'amministratore delegato di Facebook, che è cresciuta la sua ricchezza dell'80% in 10 mesi. Warren Buffett, 90 anni, che oltre che un grande imprenditore è un filantropo, il suo patrimonio ammonta a 87 miliardi. E poi al settimo posto Larry Page, che con Sergey Brin è il cofondatore di Google. In tempo di Covid guadagna anche lui moltissimo, il suo patrimonio è di 81 miliardi. Sottolineiamo che su questa classifica non c'è neanche in italiano, sottolineiamo che su questa classifica c'è un solo europeo al quarto posto, e sottolineiamo che quasi tutti fanno parte della New Economy ancorata sul web. Altro giornale di riferimento, abbiamo solo un titolo che ricaviamo dalla prima pagina del Fatto Quotidiano del 3 gennaio, il modello Lombardia, 3 vaccinati su 100. Classifica delle regioni. È il fanalino la Lombardia di coda con Molise, Calabria e Sardegna. L'alibi, ferie e maltempo. Ma Lazio, Umbria, Friuli, Bolzano e Trento fanno molto meglio. E tanto per consolarci diciamo che il Veneto, che è la nostra regione di riferimento, è arrivata al 26,5%, e questo ce ne fa specie. E comunque è da sottolineare effettivamente il fatto che la Lombardia, che era fino a ieri una delle regioni più virtuose in tantissimi campi, in questo periodo di pandemia sta dimostrando molte pecche. Prendiamo poi di riferimento il Sole 24 Ore. Prendiamo di riferimento il Sole 24 Ore di ieri, di sabato 2 gennaio. Contratti pubblici, 26% di spese in più. Dopo la manovra stanziate risorse superiori di un quarto rispetto agli ultimi aumenti. Incrementi in busta paga superiori di 2-3 volte alle inflazioni del 2019-2021. Poi la notizia che un pochino preoccupa tantissime persone: il fisco, sospensione finita, l'anno nuovo porta 34 milioni di cartelle. Nel milleproroghe nessun ulteriore stop alle notifiche, 50 milioni di atti sospesi. Allo studio c'è comunque la rottamazione quater, un saldo a stralcio o rateizzazione più lunghe. Andiamo avanti scorrendo veloce, appunto cartelle avvisi pronte a partire, oltre 50 milioni di atti sospesi. Poi c'è una notizia che sicuramente interessa moltissime persone: sfratti per morosità bloccati fino al 30 giugno,
il vigore dal 31 dicembre il tradizionale decreto di proroga di fine anno e proroga in blocco per le misure Covid come la permanenza in servizio del personale sanitario in età di pensione. Rimandato a febbraio l'avvio alla lotteria degli scontrini per i pedaggi autostradali, aumenti da luglio. Anche il Sole 24 Ore si interessa di Covid, le stime di Tor Vergata, il ritmo per vaccinare l'Italia da 51.000 a 270.000 al giorno. Ora sono necessarie somministrazioni di massa, finora vaccinati in 34.296. Andiamo adesso al Gazzettino, prima pagina, il Veneto resta giallo ma rischia, il 7 gennaio si torna a scuola, il governo gela presidi e regioni, sci apertura slitta al 18%, come abbiamo visto appunto prima nella pagina del Corriere della Sera. Andiamo a vedere la pagina del Gazzettino di Rovigo. Cominciamo col capoluogo. Rovigo, pioggia di ristori sulle attività economiche, ossigeno per il commercio. Arrivano gli aiuti dei bandi ristori alle attività locali messe in ginocchio. Aiuto extra di 1.600 euro a 368 imprese. Utilizzato tutto il budget a disposizione. Un servizio di look-in, una pioggia di aiuti per le attività commerciali e produttive che hanno aderito ai due distinti bandi per i ristori della seconda ondata Covid. Poi c'è una notizia interessante perché il comune di Adria ha deciso di installare telecamere a Caemo e Fasana perché i piccoli centri frazionali sono tra i più a rischio per la difficoltà di attuare una buona sorveglianza. La installerà AS2 su sollecitazione del comune che implementa il progetto di videosorveglianza. La rete di controllo territoriale da un paio d'anni riceve integrazione per aumentare l'efficacia. Rosolina, bonifiche dell'amianto, stanziati fondi per facilitare gli smaltimenti. Votato all'unanimità un regolamento per erogare contributi a fondo perduto a chi intende rimuovere e smaltire correttamente rifiuti contenenti amianto. Prende le mosse dal regolamento dell'autorimozione di copertura in Eternit, ha spiegato il Presidente del Consiglio Giovanni Crivellari, un contributo economico che spinge verso la sicurezza ambientale del territorio. Ancora Rosolina, la chiesetta del Papa ora trasloco per la chiesetta del Papa, pioggia di critiche per la collocazione al giardino botanico della cappella vivente ispirata all'enciclica Laudato Si'. Il sindaco Vitale dice la piattaforma è già rimossa, presto toccherà i blocchi in calcestruzzo, sarà trasferita per rispettare l'area tutelata. A Taglio di Po sappiamo che è deceduto purtroppo Doriano Marangoni, persona molto stimata, di 71 anni. I funerali si terranno martedì 5 gennaio alle 10:30 nella chiesa parrocchiale. Altre notizie interessanti: coronavirus, l'emergenza, case di riposo, via alle vaccinazioni. Fiesso, Portoviro e Trecenta sono state le prime strutture a veder partire la campagna per fermare il coronavirus. Nelle ultime 24 ore si sono contati 140 nuovi contagi e un solo decesso, a fronte di 124 guarigioni registrate. Detto questo, parliamo anche della situazione della casa di riposo di Adria. C'è un messaggio del presidente del centro servizi anziani Simone Mori. Rivolge pensieri ai familiari degli ospiti deceduti in questi giorni. 12 morti al CSA, 10 in struttura e 2 in ospedale. Registrava il bollettino ULS un totale di 73 ospiti e 11 operatori positivi al coronavirus. Comprendeva anche una negativizzazione. Un segnale importante che gratifica il lavoro dei nostri operatori e di tutti i lavoratori che hanno rimodulato l'impegno quotidiano secondo le disposizioni del protocollo ULS. Sempre per quanto riguarda le case di riposo, la Covid alla Bottoni, che ricordiamo è la casa di riposo di Papozze, ha prontato una tenda a filtro, aumenta il numero purtroppo dei positivi, dove nel tardo pomeriggio di ieri si contavano 13 infetti tra gli 86 ospiti testati con i tamponi rapidi, eseguiti direttamente in struttura. 3 invece sono gli operatori già riscontrati nelle precedenti giornate. L'ingresso del virus nella Bottoni ha improvvisamente sconvolto la serenità della routine quotidiana degli ospiti, mettendo a dura prova l'organizzazione interna della struttura. Tra le misure disposte, il montaggio di una tenda all'esterno della casa come zona filtro per il cambio degli indumenti. La tenda è stata fornita dalla Croce Verde di Adria. In serata, con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile, sarà installata e funzionante. Anche Rosolina dà aiuti a negozi e attività private messe in crisi dalla pandemia, annunciato a maggio dall'assessore alle attività produttive Alessia Zaninello. È stato pubblicato da poco il bando per l'assegnazione di contributi a favore delle attività economiche in difficoltà per Covid.
Dopo il pacchetto di agevolazioni dei mesi scorsi, con lo stanziamento di 15.000 euro si cercherà ora di dare parziale ristoro alle perdite dei primi 9 mesi dell'anno. Si accende al bando con l'autocertificazione scaricabile dal sito ed inviare tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.rosolina.ro.it. No agli orari sfasati perché è impossibile organizzare lezioni. Gli istituti adriesi hanno approntato i nuovi progetti per tornare ad aprire le porte agli studenti che rientrano. Interessante questo servizio di Guido Fraccon, dove c'è un'intervista a Lorenza Fogagnolo, dirigente dell'Istituto Cipriani, dove ricordiamo ci sono più di 1 migliaio di studenti ed è una delle eccellenze del nostro territorio. Quindi vi ringraziamo dell'ascolto, vi ringraziamo che ci seguite sempre, avete visto che ci sono delle bande dove abbiamo messo appunto delle pubblicità che ci permetteranno appunto di continuare questo servizio. Ringraziamo naturalmente Promozione Italia, l'associazione che offre questo servizio appunto, e Made in Polesine con Leandro Maggi, con la redazione che ci segue, per tutto quello che ci aiuta e ci supporta. Leandro Maggi, è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!